Con un tweet Salvini bolla come fake news le voci che circolano da giorni su un riavvicinamento con Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed ex segretario della Liga. Al lavoro con Lega, Zaia e Stefani, scrive il leader del Carroccio, smentendo le grandi manovre, ed il commissario veneto conferma. Da 2 giorni leggiamo molta fantapolitica sui giornali che, come ogni estate, torna fuori. Quello che però è vero è che noi come centrodestra, Lega, UDC, Forza Italia, Fratelli d'Italia, stiamo lavorando sia a Padova che a Verona per dare alle due città un centrodestra plurale, compatto e forte. Chi non nasconde che tra i militanti veronesi ci sia Maretta e forse anche qualcosa di più dopo l'adesione di Federico Sboarina a Fratelli d'Italia è l'europarlamentare Gianantonio D'Arè, storico esponente della Liga. È chiaro che Verona, la figura di Tosi, continua a imperversare, è stato sindaco per 10 anni e ha lasciato una buona immagine nella città di Verona. Poi sicuramente l'uscita di Sboarina candidandosi e comunque aderendo al partito della Meloni ha creato qualche difficoltà e qualche imbarazzo all'interno del mondo della Lega, che lo ha sostenuto e soprattutto votato. Cosa potrebbe accadere dunque in vista delle prossime amministrative? E in un'ipotetica sfida, Sboarina-Tosi, i leghisti della città scaligera o almeno parte di essi, per chi voterebbero? E sarà possibile dimenticare i veleni del 2015 che portarono alla cacciata dalla Lega di Tosi? Quello che è successo è stato un periodo di tensione e di grande confusione all'interno della Liga Veneta, soprattutto proprio per la figura di Flavio Tosi. Dimenticare non è facile, però in politica tutto è possibile.